tu hai 14 milioni più o meno di tesserati, molti di questi ovviamente stiamo andando quasi sulla parità di genere statisticamente tra le donne e gli uomini, e ogni tanto ti capita di leggere, di sapere che magari ci sono stati dei comportamenti gravi di vario tipo, di violenze, di tutto quello che sono le dinamiche che un tecnico, un allenatore, un dirigente può fare nei confronti di una minorenne o anche di un minorenne, o non necessariamente di una persona che non ha ancora 18 anni. Noi ci sentiamo investiti ovviamente di una responsabilità nell'agire. E oggi sono qui col procuratore generale del CONI, il prefetto Taucher, che devo dire è lui l'artefice su scala nazionale, abbiamo firmato già con diverse procure della Repubblica, che se c'è una forma di collaborazione, in qualche modo diciamo preventiva, tra la giustizia ordinaria e la giustizia sportiva, è tanta roba, perché noi non abbiamo capacità investigative di inquirenti, cioè noi a quel punto recepiamo la notizia e mettiamo in moto la nostra macchina, sospendiamo a livello cautelativo la persona e poi si devono approfondire le questioni, però sarebbe meglio il prima possibile venire a conoscenza di alcuni fatti che poi devono essere sempre documentati. Ecco, questa è un po' la sintesi del ragionamento. Direi che non ci sono né elementi di progresso né elementi di regressione, però siccome sappiamo che sono anni che esiste, se uno dovesse fare una mappatura, più che una radiografia, una risonanza magnetica dell'impiantistica, sicuramente è uno dei crucci della regione, questo è un dato di fatto. Poi è chiaro che insieme all'impiantistica c'è anche un discorso ovviamente di sostegno alle società, perché sai, puoi anche realizzare tutta una nuova generazione di strutture sportive che vanno dalle scuole fino agli stadi più importanti, però è chiaro che poi ci sono anche essere delle dinamiche per la manutenzione. E direi che, mi dispiace dirlo, sicuramente la Sicilia, un po' come qualche altra regione del sud, sicuramente fa più fatica delle altre. Io sono anni che sostengo che senza i grandi eventi sportivi non se ne viene a capo. Sì, poi ci può essere qualcuno che riesce a tagliare il traguardo, però sono veramente quasi casi isolati, spesso miracolistici per certi versi. È chiaro che Federazione sta preparando un dossier su quello che sono gli impianti da destinare per i campionati europei del 2032. Alcune sono tappe obbligate per ovvi motivi, inutile che vado io a raccontarlo, perché su questo è giusto che la Federazione abbia l'ultima parola, evidente, Milano, Roma, però è anche vero che se ci sono delle amministrazioni comunali con delle società sportive che gestiscono, che si dimostrano di essere, diciamo, particolarmente disponibili a sostenere a fronte magari di qualche altro supporto, a quel punto nulla è precluso. È chiaro che urgentemente bisogna riunire un tavolo tecnico, mi risulta che è all'ordine del giorno, governo, federazione, il comitato olimpico è sicuramente coinvolto per tirare le somme, perché se no andate a guardare in Italia, insomma, negli ultimi, dal 90 ad oggi, 34 anni, Torino, Udine, ci hanno messo 20 anni, la famiglia Pozzo, c'è stata la questione di Reggio Emilia, che poi era un'altra società ed oggi ci gioca al Sassuolo, e devo dire che ha fatto un bel lavoro Frosinone Stirpe, e Bergamo che sta rifacendo lo stadio. Onestamente non mi viene in mente nient'altro, e questo ti fa capire la disastrosità della realtà. Io parlo delle società di calcio, che peraltro poi sono anche impianti, l'ha detto anche il presidente del rugby, che sarebbero utilizzabili per le competizioni rugby, dove si può anche provare a ospitare un grande evento internazionale. Allora, il CONI secondo me ha due vantaggi. Il primo è che siamo un ente pubblico e quindi qualsiasi impianto, adesso noi a breve faremo un'operazione secondo me straordinaria col Comune di Napoli sull'impianto del Collana, quindi non c'è speculazione, cioè non si favorisce nessuno, e questo è importante. La seconda, che credo che abbiamo, ci viene riconosciuto
abbiamo molta competenza, molto track record, insomma abbiamo conoscenza. Di contro è chiaro che servono ovviamente dei sostegni finanziari che devono essere messi o dagli enti locali o dalla società, oppure un vero piano Marshall, che però quello ovviamente non può che essere il governo a sostenerlo. No, guardi, me l'ha fatta la sua domanda proprio ieri a Sanremo, no perché quel ministro lì, devo essere sincero e sapete che sono molto obiettivo, è stato determinante per chiudere la partita olimpica. Secondo me è stata una concessione battuta, peraltro smentita poco dopo. Penso che i problemi sono altri.